Amici di Calcio Napoli 24 TV, buongiorno e benvenuti. Oggi, mercoledì 28 settembre 2022, la nostra consueta rassegna stampa. Un saluto da Claudio Russo e un ringraziamento ad Emanuele Bernardo in cabina di regia. Siamo in diretta su YouTube. Vi ricordiamo, iscrivetevi al nostro canale, azionate le notifiche per tutti i nostri aggiornamenti e ovviamente sul canale 79 del Digitale Terrestre in Campania, Napoli e Caserta. Mercoledì 28 settembre andiamo subito a vedere le prime pagine dei quotidiani in edicola e partiamo dalla Gazzetta dello Sport, che in prima pagina parla dell'Inter, la ricarica di Zhang, svolta dall'Inter arrivano nuove risorse, di lato fulmine azzurro, Raspadori 5 reti più rapido di Rossi, semifinali Nations, c'è anche la Spagna in taglio basso, invece possiamo andare a leggere quanto pesano i 5 cambi? Ecco, chi li sfrutta di più è chiaramente il nuovo stadio di San Siro a Milano. Cambia il progetto, la cattedrale ora diventa ovale. Dalla Gazzetta passiamo subito al Corriere dello Sport. Assedio a Zhang, il futuro dell'Inter del club preoccupa mentre San Siro aspetta il grande ex, cerca acquirenti, i tifosi lo contestano e c'è Mourinho pronto a colpire. Poi Nations League, la Spagna elimina Ronaldo e raggiunge Italia, Olanda e Croazia alle Final Four. Scendendo invece più in basso sulla prima pagina, in taglio basso chiaramente, il primato di Raspadori, Roberto Mancini restituisce al Napoli una stella più luminosa dopo le 2 reti con la nazionale, torna da Spalletti con una certezza, sarà protagonista. Questo qui poi il fondo di Andrea Santoni. Andiamo a Tuttosport, che parte con chiaramente Dusan Vlahovic, Rieccolo, torna al gol con la Serbia su assist di Kostic, dopo Bonucci protagonista con l'Italia. Altra buona notizia dalle nazionali per la Juve, nuovo slancio per ripartire. Inter, la cessione si avvicina. Poi in taglio basso per quanto riguarda Tuttosport c'è il pezzo dedicato al Torino, intervista a Stefano Colantuono, Toro puoi fare come la Fiorentina, l'Europa è alla portata, politica dei giovani vincente con Juric, ricordiamo il Torino giocherà contro il Napoli sabato alle ore 15. Dai quotidiani sportivi passiamo un attimo il quotidiano cittadino, al Mattino, andiamo a leggere proprio in prima pagina il taglio alto dedicato al Napoli, le scelte di Spalletti, tour de force Napoli, 9 gare in 40 giorni, il ritorno del turnover, poi l'omaggio a Diego Armando Maradona, a Pompei una strada dedicata a Diego, aiutava gli orfani, e dentro l'intervista e tutti i dettagli. Però passiamo subito alla nostra home page. Perché? Perché ci sono tante novità su calcionapoli24.it, la prima di tutte è l'intervista esclusiva che ci ha rilasciato Tommaso Bianchini, Chief Development Officer della SSC Napoli, direttamente a Roma, ai microfoni del nostro Manuel Guardasole. Un'intervista di cui vi leggiamo il titolo: in arrivo una membership con loyalty per i tifosi, puntiamo ai giovani. Kim Min-jae e Kvaratskhelia come supereroi, nuovi sponsor in Asia e Georgia, ci sono novità sui diritti d'immagine. Andiamo un attimo a leggere perché parla di questo Tommaso Bianchini. Ci ha raccontato tante novità in vista della prossima stagione, è intervenuto al Social Football Summit 2022 che si sta tenendo a Roma. Infatti durante la mattinata, durante il CN24 Live, avremo anche i collegamenti con Manuel Guardasole e chiaramente poi tutta l'intervista in video. Questo qui è soltanto uno stralcio che vi andiamo a leggere. In questo primo anno abbiamo chiuso accordi importanti nel Web3, sicuramente OneFootball e Sorare sono stati fondamentali. Interessante anche l'accordo con Match Worn Shirt, con cui facciamo le aste delle maglie indossate dai nostri giocatori. Poi l'accordo con Coca-Cola e accordi regionali in Asia con 4 brand, e poi in Georgia, ovviamente spinta dal grande inizio di stagione di Khvicha Kvaratskhelia. Non vi andiamo a svelare troppo sull'intervista a Tommaso Bianchini, che potrete vedere dalle 12 in poi su calcionapoli24.it, calcionapoli24 TV con Vincenzo Crenino e tutti i suoi ospiti. Passiamo invece alla coppia del gol, i gemelli del gol, come li chiama Repubblica, qui c'è Kvaratskhelia e Giacomo Raspadori, che vengono definiti proprio così dopo le reti segnate in Nations League contro Inghilterra e Ungheria per Raspadori e contro Gibilterra per Kvaratskhelia. Spalletti li aspetta a braccia aperte, nelle prossime ore torneranno in città. I due azzurri stanno vivendo un momento magico e torneranno oggi con il morale alle stelle al centro sportivo di Castelvolturno
la sosta sta per finire e alle porte c'è l'anticipo di sabato allo Stadio Maradona contro il Torino, in cui Jack e Kvara proveranno a dare continuità al loro avvio di stagione già super anche con la maglia del loro club. Proprio Giacomo Raspadori è uno dei portenti di questo inizio di stagione, ma perché ha scelto il Napoli? Andiamolo a leggere perché lo racconta il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il Corriere dello Sport svela i motivi della coraggiosa scelta di Jack Raspadori. Perché coraggioso? Andiamolo a leggere assieme, perché aveva tutto per essere e non diventare l'erede di Mertens: struttura fisica, doti tecniche, duttilità e senso della giocata, ma soprattutto Jack Raspadori ha scelto Napoli perché ha capito che dopo essere esploso a Sassuolo, dove è cresciuto, aveva bisogno di maturare esperienza anche internazionale e mettersi quindi alla prova con i grandi, quindi lui è uscito dalla comfort zone di Sassuolo per abbracciare una tappa difficile, chiaramente, in una piazza diversa come quella di Napoli. Se da una parte splende la stella di Giacomo Raspadori, dall'altra quella di Khvicha Kvaratskhelia illumina la piazza napoletana dal primo giorno, dal primo match contro il Verona, e allora anche il valore di mercato di Khvicha Kvaratskhelia è aumentato a dismisura, e possiamo andarlo a leggere proprio dalle colonne di Repubblica. Perché? Perché Khvicha Kvaratskhelia è arrivato alla Dinamo Batumi per circa 10 milioni di euro, ma dopo questo formidabile inizio di stagione tra Champions League e Serie A, il valore è triplicato dopo nemmeno 2 mesi di stagione ufficiale, grazie al suo impatto fantastico. Andiamo a leggere allora quanto costa in questo momento, secondo Transfermarkt, chiaramente, l'attaccante georgiano del Napoli, che ha dominato ininterrottamente la scena per 2 mesi, mettendosi subito in vetrina al suo arrivo a Napoli con 4 gol messi a segno in campionato e 2 prestazioni di altissimo livello in Champions contro Liverpool e Rangers di Glasgow. Fonte Transfermarkt: la sua quotazione sul mercato è già lievitata in modo esponenziale, dai 10 milioni di cui parlavamo prima, fino ad arrivare ai 35 milioni di euro. Chiaramente, non è che se arriva un club con 35 milioni il Napoli li accetta, però può aiutare a capire un po' quella che è stata la crescita del calciatore georgiano in casa Napoli, che ovviamente, segnando e portando il Napoli alla vittoria, aiuta anche a far crescere l'entusiasmo che c'è attorno al Napoli, così da parte dei tifosi. Perché c'è stato un boom degli abbonamenti negli ultimi giorni. La campagna abbonamenti si chiuderà soltanto nei prossimi giorni, è ancora aperta chiaramente, e non può che far bene alle casse del Napoli. Perché? Perché negli ultimi giorni c'è stato un boom, e possiamo andarlo a leggere dalle colonne del Corriere dello Sport, ma soprattutto tra Torino, Ajax e Cremonese ci saranno 2 sold out. Andiamo a leggere nel dettaglio. Perché procede a ritmi spediti la prevendita per la partita contro la squadra di Juric, così come quella per le trasferte contro Ajax e Cremonesi, con i biglietti destinati ai tifosi del Napoli esauriti in poche ore. Ci sarà tempo fino a sabato anche per sottoscrivere l'abbonamento e ci saranno oltre 30.000 tifosi per il match contro il Torino. Possibile che sabato, racconta il Corriere, si arrivi a toccare quota 35-40.000 spettatori, a conferma del ritrovato entusiasmo dopo i 50.000 con il Liverpool e la media di 35.000 per le prime 3 gare interne di campionato, poi esauriti i 2.600 biglietti per la trasferta contro l'Ajax in Champions e i 2.400 per Cremonese Napoli del 9 ottobre. E a guidare il Napoli in attacco, ultima notizia della nostra rassegna stampa di oggi, mercoledì 28 settembre 2022, chiaramente è Giacomo Raspadori. Torniamo sull'attaccante della nazionale italiana, chiaramente, che tiene banco. Perché? Perché per media minuti giocati e gol segnati Giacomo Raspadori è nella top 5 della storia della nazionale. Non sono tantissimi gol, chiaramente, possiamo andare a leggere la grafica della Gazzetta dello Sport, possiamo anche ingrandirla. Perché? Perché Giacomo Raspadori in questo momento, dopo 15 gare, in 15 gare ci ha messo 663 minuti per segnare la quinta rete, ed è quarto in questa speciale classifica dopo Luca Toni, Gigi Riva e Filippo Inzaghi, attorno ai 400 e 500 minuti, e minuti necessari per segnare il primo gol per Giacomo Raspadori. È uno degli unici 3 attaccanti ad averci messo meno di una partita tra gli attaccanti presi in esame. Il primo è Luca Toni,
che ci ha messo 45 minuti, poi c'è Christian Vieri con 50 e Giacomo Raspadori con 67 davanti a Immobile, Baggio, Paolo Rossi, Pippo Inzaghi, Gigi Riva, Alessandro Del Piero e Gianluca Vialli. La speranza è che possa continuare chiaramente così. Però sono arrivate le 10, cari amici di Calcio Napoli 24 di voi, noi siamo arrivati anche al termine di questa nostra rassegna stampa di mercoledì 28 settembre 2022. Quindi a me non resta che ringraziare Emanuele Bernardo in cabina di regia, tutti quanti voi che ci avete seguito sul canale 79 del Digitale Terrestre in Campania Napoli Caserta, nonché il nostro canale ufficiale di YouTube. L'appuntamento con le nostre programmazioni alle 12 torniamo in diretta con CN24 Live e mi raccomando, intervista esclusiva a Tommaso Bianchini per il marketing del futuro della SSC Napoli da Claudio Russo. Un saluto a tutti, buon proseguimento di mattinata.